Meneguzzi, Sei amore, il tuo ultimo singolo tratto dal tuo best of, i tuoi primi 15 anni di carriera e si spera anche non gli ultimi. Quanto sei cambiato dall'inizio ad adesso come artista e come persona? Ma sì, si cerca di seguire un po' l'onda, l'istinto, quello che succede. Non è che ho seguito un copione, ho cercato di trasformarmi. Quello che è venuto è stato sicuramente una consapevolezza, una sicurezza maggiore, una maturità anche a livello artistico. Adesso mi produco da solo, quindi scrivo le canzoni ormai da tanti anni in modo indipendente, decido io il mio team di lavoro, faccio le mie cose, quindi è sicuramente un impegno maggiore, però è molto più bello, ti dà molte più soddisfazioni perché quando crei un palco lo disegni tu, decidi tu quale luce vuoi e dove vuoi metterla, ovviamente con l'aiuto di professionisti che mi danno anche una mano, però vivi molto di più tutto, lo spettacolo, sai seguire ogni piccolo dettaglio, sai seguire i difetti, sai dove perde il vaso, dove perde l'acqua, sai tante cose che sicuramente se arrivi sul posto e canti e basta non conosci. Grandissimo successo per te non solo in Italia e in Svizzera, ma moltissimo in America Latina, anche in Francia. Che sensazione ti dà fare un effetto così forte sul pubblico, vedere che il pubblico ti apprezza così tanto? Ma è bello arrivare nei posti ed essere riconosciuto, è bello che la gente canta le tue canzoni, è bello che la gente mi scrive da chissà dove, mi dice mi sono sposato e la canzone era una tua. È bello tutto, la musica è bella proprio per quello, perché quando riesce ad arrivare al cuore di una persona diventa di proprietà della persona. Quindi è un po' come lasciare andare un figlio quando ormai raggiunge la maturità, no? È giusto così, va bene così, io faccio soltanto in modo di dare emozioni alla gente finché ce ne sarà anche solo uno che vivrà di emozioni della mia musica, continuerò a regalargli canzoni. Cantante, ma non solo. Un mese e mezzo fa circa è uscito il tuo libro, Sì o no, questo è il problema. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, che poi è un po' un'autobiografia, un po' un romanzo, c'è una voglia di metterti in gioco in qualcosa di diverso? Ma è una cosa che è venuta anche quella in modo spontaneo, è una voglia di raccontarmi in maniera diversa, su un libro con le parole e con tanto spazio puoi veramente raccontarti. Dire quello che pensi, dire qual è stata la tua storia. E io non mi sono mai raccontato, anche proprio a livello di vita privata. I miei fan non conoscono quasi niente, conoscono le mie canzoni, conosco quello che magari qualche amore che intuiscono attraverso i testi delle mie canzoni. Però in realtà ho detto per 15 anni che sono stato single, invece non è vero. L'ho detto solo perché è stato un modo commerciale di promuovermi, ma in realtà ho avuto le mie storie d'amore, ho avuto le mie sofferenze, sono stato tradito, ho tradito e poi nessuno conosce il mio passato, il mio primo bacio, la scuola, i miei amici, quello che sono per me fondamentali. Ho voluto raccontarmi in un libro che è sicuramente più facile e più grande che farlo in un'intervista, insomma. Quindi è un po' un modo di ricompensare il tuo pubblico che ti ha sempre seguito parlandogli di te. Sì, perché arrivi a un punto in cui i fan diventano amici, no? Che li senti proprio come amici, poi tanti li rivedo nelle piazze, ci sono fan che hanno visto più di 100 concerti, quindi quelli li riconosci. Alla fine diventano amici ed è giusto che comunque conoscano la verità, come un amico conosce tutti i tuoi pregi, i difetti, la tua storia. Anche con i fan voglio avere questo rapporto di guardarli negli occhi
e comunicargli molte volte anche col silenzio quello che penso, perché a un amico alla fine col silenzio racconti tante cose, no? E i fan per me sono amici ormai.